Oggi siamo qui da Biolab per sostenere un investimento in un'impresa del territorio. Qual è l'obiettivo della regione tramite Friulia e come stanno andando le cose? Insomma? Come regione e quindi anche con le nostre controllate come Friulia, l'idea ovviamente è di dare un contributo al tessuto produttivo della nostra regione. E devo dire che in aziende come queste, dove c'è un grande investimento sulla ricerca e sul proporsi al mercato estero come eccellenza, utilizzando anche in buona parte prodotti del territorio, vuol dire andare a favorire tutta la filiera della produzione, la qualità della produzione e quello che noi vogliamo far conoscere a livello nazionale e internazionale, che il prodotto del Friuli Venezia Giulia non è soltanto un prodotto buono, ma è un prodotto sano. E un'azienda come questa penso ne possono essere la testimonianza, oltretutto su un mercato di riferimento che è tutto quello dei cibi biologici, del vegano, del vegetariano, che è sicuramente un mercato in forte aumento sul territorio europeo. E dunque un presidio così importante, oltretutto a Gorizia, in una realtà imprenditoriale che deve vedere un rilancio da qui ai prossimi anni, è un valore aggiunto enorme.